Ringraziamo il Signore veramente per questo giorno. Come potete vedere, la mia voce non è al massimo delle sue prestazioni. Grazie. Quindi statemi dietro. Oggi parleremo dell'unzione dello Spirito Santo. Se per favore ci alziamo e chiudiamo tutti gli occhi un attimino, nessuno ti guarderà, chiudi gli occhi. Silenzio bimbi. E in questo momento vogliamo chiedere allo Spirito Santo di far scendere l'unzione su di noi, ma chiedilo nel tuo cuore e di Signore scendi nel mio cuore, manda la tua unzione. Chiedilo dentro di te, nessuno sente il tuo cuore, solo Dio può sentire il tuo cuore. Quindi chiedilo con fede e di Spirito Santo scendi su di me, manda la tua unzione. Spirito Santo scendi su di me. Io desidero la tua presenza nella mia vita, desidero una vita straordinaria. Vieni Spirito Santo dentro di me, trasforma il mio pensiero e trasforma il mio cuore. Nel nome di Gesù. Grazie Signore Eterno. Amen. Ok. Vi potete sedere. E andiamo a prendere la prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, dal versetto 26. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che cercano di sedurvi. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Amen. È un brano bello perché ci fa pensare che lo Spirito Santo ha una forza e una potenza dentro di noi che noi neanche immaginiamo certe volte e non comprendiamo veramente che cosa significa lo Spirito Santo nella nostra vita, o meglio magari lo realizziamo con la nostra mente ma non lo pratichiamo poi nella nostra vita, ma non perché non vogliamo, certe volte non lo sappiamo, non sappiamo come si fa. Una cosa importante di questo brano è dove dice che lo Spirito Santo che dimora in voi vi insegna ogni cosa. E dice anche, guardate, non avete bisogno che alcuno vi insegni. Naturalmente questo brano va letto nel suo contesto, non è generalizzato. Ok? Nessuno vi insegni che cosa? La parola di Dio? No, perché da un'altra parte noi leggiamo che Dio ha istituito i 5 ministeri, l'apostolo, il profeta, poi l'evangelista, il pastore e l'insegnante. Quindi non riguarda l'insegnamento, non c'è una conoscenza sull'insegnamento, su questo noi abbiamo parlato tantissimo e continuerò io ad insistere su questa cosa, che la cultura spirituale è qualcosa che è di complemento allo Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo parlato tante volte della differenza che c'è tra Pietro e Paolo. Paolo ha avuto un impatto più forte nel mondo. Paolo è girato il mondo e il suo modo di agire è stato molto più potente di quello di Pietro. O perlomeno è quello che ci è arrivato a noi. Di tutte le lettere scritte dagli apostoli, Pietro ne ha scritte 9, cioè la maggioranza, un terzo di tutte le lettere, Paolo. E Paolo ha scritto un terzo di tutte le lettere, perché Paolo aveva una differenza rispetto a Pietro. Paolo non solo era una persona spirituale, ma era anche una persona colta, aveva, diciamo così, 2 lauree. Aveva studiato nella sua vita. Per cui l'impatto che noi abbiamo nella vita delle persone, sì, sicuramente viene dallo Spirito Santo, ma ci deve essere anche una cultura da parte nostra, nel senso che noi dobbiamo aprire la nostra mente all'insegnamento della parola di Dio.
Amen. Per questo noi ci vogliamo fermare un attimino su un'altra parola di questo brano che dice così: ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuto. Ora ci sono due tipi di unzione. Un'unzione che è sopra di noi e che riceviamo nel momento in cui noi accettiamo Gesù nella nostra vita, ma c'è anche un'unzione che è dentro di noi. Amen. L'unzione sopra di noi è quell'unzione che manifesta la potenza di Dio. Guardate. Mentre l'unzione che è dentro di noi trasforma il nostro essere. È l'unzione che trasforma il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere, il nostro modo di sentire, il nostro modo di relazionarci con le persone, soprattutto il nostro modo di relazionarci con Dio. Amen. Noi dobbiamo desiderare di avere l'unzione sopra di noi, cioè quell'unzione che opera potenze, ma nello stesso tempo noi dobbiamo desiderare di avere quell'unzione che è dentro di noi, che ci fa avere una relazione con Dio, che ci fa interagire con Dio. Cioè quando Dio ci parla noi lo dobbiamo capire. Se l'unzione che è dentro di noi è un'unzione sceva, blanda, noi non riusciamo a capire quello che il Signore vuole. E ci sono degli esempi nella Bibbia molto importanti che ci possono dare un aiuto a capire la situazione. Ad esempio un grande uomo della Bibbia che ha avuto una potente unzione sopra di lui era sicuramente Sansone. Avete presente? Sansone era un uomo forte, di forza, lo Spirito Santo era veramente su di lui, le sue capacità erano fenomenali. Potremmo dire che è l'Ercole della Bibbia, con la differenza che lui era usato da Dio con potenza per sconfiggere ogni male e ogni nemico, ma aveva un problema. Lo Spirito Santo non era dentro di lui, l'unzione non era dentro di lui viveva nella carne. Avete presente? Tant'è che si innamorava delle persone sbagliate, frequentava persone sbagliate. E si è fatto ingannare anche. Quello che vi chiedo è che noi dobbiamo fare entrare lo Spirito Santo dentro di noi. Noi dobbiamo permettere all'unzione di Dio di non essere solo qualcosa che è sopra di noi, ma qualcosa che deve essere anche dentro di noi, soprattutto dentro di noi. Noi dobbiamo avere una relazione con Dio ed avere la mente illuminata di quello che il Signore ci vuole dire. Amen. Dile alla persona accanto a te: l'unzione dentro di te. È importantissimo questo, perché quando noi abbiamo l'unzione dentro di noi abbiamo la capacità di trasformare noi stessi, diamo la possibilità allo Spirito Santo di trasformare noi stessi. Quanti di voi, sapete, molte volte sento persone che dicono: ma io non voglio cambiare, a me piace così come sono. No? Quanti di voi hanno sentito una frase del genere? A centinaia. Ma in realtà se un figlio dice al padre: a me piace come sono, il padre non la prende bene, perché il padre per il figlio vorrebbe sempre che il figlio migliorasse. È vero o non è vero? E anche se la persona non ama i cambiamenti, in realtà ognuno di noi brama il cambiamento e vuole migliorare. È vero o non è vero? Ognuno di noi vuole migliorare. E questo è insito nella natura dell'uomo. Se guadagno 100 mi piacerebbe guadagnare 150, ma appena ne guadagno 150 mi piacerebbe guadagnarne 200. E non è vero che a noi piace la situazione in cui siamo. Noi vogliamo cambiare. E Dio, quando dice che vuole mettere lo Spirito Santo dentro di noi, è perché Lui vuole cambiarci in meglio. Dio non ama i cambiamenti in peggio, Dio ama i cambiamenti per la nostra vita in meglio. E quando noi diciamo: Signore, io veramente mi piaccio così come sono, il Signore sai che ti dice: pure a me mi piace così come sei. Pure a me, però ti voglio migliorare, ti do la possibilità di andare avanti. Dio ci dà la possibilità di fare un balzo in avanti. E certe volte noi trattiamo lo Spirito Santo come una candela dentro di noi. Lo teniamo acceso giusto per non farlo spegnere. Teniamo quella fiammella giusto perché ci sia luce dentro di noi, perché la gente deve vedere che c'è luce in noi, ma in realtà noi non desideriamo un fuoco. In realtà noi non bramiamo veramente quel fuoco che arde dentro di noi, che ci fa muovere, che fa bruciare il nostro cuore per le cose di Dio, che ci trasforma e trasforma le persone. Noi certe volte desideriamo lo Spirito Santo in noi, ma messo là in quell'angolo giusto per fare luce.
perché riconosciamo che comunque Dio è potenza. Paolo scrive a Timoteo, se andiamo a prendere la seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 6 dice: per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. Paolo esorta Timoteo a fare qualcosa, cioè a ravvivare il dono di Dio che è in lui. Ognuno di noi ha ricevuto da parte di Dio un dono. Questo è innegabile. E se noi non lo sappiamo usare è perché noi non lo sappiamo ravvivare in noi. Noi non sappiamo come si ravvivare. La parola greca per ravvivare può essere tradotta anche alimentare un fuoco che è affievolito, o ravvivare una fiamma per farla ardere di più. Quindi lo Spirito Santo in noi c'è. Il problema è che noi lo dobbiamo ravvivare, perché se noi non ravviviamo questa fiamma che è in noi, il dono che è dentro di noi non viene fuori. Abbiamo l'obbligo da parte di Dio di osare. Abbiamo l'obbligo da parte di Dio di aprire la nostra mente, di aprire il nostro cuore. Non possiamo stare fermi, non è una cosa che riguarda i figli di Dio stare fermi. Non è qualcosa che è per noi, cioè Dio non ci ha creati perché ci deve salvare, punto. Non è così. Dio ci ha portati alla salvezza, ma questa salvezza vuole che noi la sfruttiamo, la facciamo vedere agli altri, che questa piccola fiamma non diventi una candela messa lì per noi, ma diventi un fuoco dentro di noi. Amen. Dì alla persona accanto a te: ravviva il fuoco in te. Non ci possiamo lamentare che non abbiamo doni da parte di Dio. In realtà il dono Dio ce l'ha dato. Siamo noi che non siamo capaci di ravvivare questo dono. Siamo noi che non siamo capaci di svegliare in noi lo Spirito Santo. Perché guardate che cosa dice. Non è che ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Quindi c'è il dono. E Timoteo probabilmente sappiamo per certo che Timoteo era giovane, molto giovane quando è venuto a conoscere Dio, e questo per lui è stato un problema, perché essendo giovane tutti lo guardavano e dicevano: noi oggi diremmo chi va a fare questo picceledro, ecco, parliamo così. Lo vedevano bambino, lo vedevano piccolo, e quindi Paolo ha dovuto esortare e gli ha dovuto dire: non ti preoccupare, ravviva il dono che è in te, non guardare agli altri, perché tu devi vivere la tua vita in Cristo. Ora io vi voglio dire un'altra cosa. Vedete, quando certe volte quando noi freniamo lo Spirito Santo dentro di noi, il motivo è uno in generale, perché noi non sappiamo chi siamo in Cristo. Perché se io agisco, se mio padre mi dice di fare una determinata cosa, lui mi dà un mandato, io ho la certezza di quello che faccio perché mio padre mi ha detto di farla. Parlo a livello umano, cioè io ho il permesso di mio papà di agire in una determinata maniera, quindi lo faccio consapevole chi sono io per mio padre e chi è mio padre per me. Ci siete? Se venisse un'altra persona e mi dicesse di fare la stessa medesima cosa, io dubiterei, metterei in discussione quella cosa, perché dico: vabbè, ora mi sta dicendo farla, ma poi si può rimangiare la parola, perché io non so chi è lui. Cioè non siamo la stessa cosa, non c'è un legame che ci unisce, mentre con Dio abbiamo un legame forte che è attraverso lo Spirito Santo, per cui Dio ci dà un mandato potente. Noi dobbiamo sapere che quel mandato potente è reale nella nostra vita, non è qualcosa di fantasioso che noi abbiamo sentito, capito o abbiamo interpretato male la parola di Dio. Amen. Ci sono 4 modi per svegliare o ravvivare la fiamma che è in noi. Prima di tutto bisogna essere disponibili, quindi non dobbiamo aspettare che il risveglio venga dagli altri. No, io aspetto che il risveglio viene da Salvo aspetta che il risveglio viene da Giovanna aspetta che il risveglio viene da Michele aspetta che il risveglio viene da Ivana, e aspettiamo tutti. Non è così.
Ognuno di noi deve fare parte del risveglio, ognuno di noi deve essere disponibile nei confronti di Dio ad essere risveglio. Amen. Poi, sapere che possiamo sbagliare. Questa è una cosa importante. Purtroppo siamo fatti di carne e qualche volta possiamo sbagliare. Non è un problema neanche quello. Il problema è che quando sbagliamo lo dobbiamo ammettere. Il problema è che quando sbagliamo non lo ammettiamo. Ecco, se noi invece quando sbagliamo ammettessimo il nostro errore, non ci vuole niente a dire ho sbagliato, è stata colpa mia. Amen? 3. Mantenere la nostra vita all'interno della Chiesa. Cioè nella Chiesa intesa come fratellanza, perché quando noi sbagliamo c'è la Chiesa che ci corregge, che ci sta unita. Quando noi facciamo muro di fronte ad un errore, quell'errore diventa invisibile. Amen? Paolo era un uomo che lavorava in solitario, ma anche lui era consapevole che faceva parte della Chiesa. Anche lui, quando era necessario, andava a Gerusalemme a pregare con i fratelli. E lui stesso fondava chiese. E poi mantenere anche una sana dottrina, perché è vero che lo Spirito Santo dentro di noi ci fa distinguere cosa è bene e cosa è male, ma è anche vero che noi dobbiamo avere una sana dottrina dentro di noi, ovvero un insegnamento che viene dalla parola di Dio, un insegnamento sano. Quando ci sono queste 4 cose nella nostra vita, allora noi possiamo fare furore, veramente. Salmo 18, versetto 34. Egli ammaestra le mie mani alla battaglia e con le mie braccia posso tendere un arco di rame. Quindi leggendo questo brano, ho immaginato che veramente Dio può essere potente dentro di noi. Noi abbiamo ricevuto un arco di rame, noi abbiamo ricevuto una potenza dentro di noi. E noi spesso prendiamo quest'arco e ce lo mettiamo al collo e basta, non facciamo niente. Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa cosa da parte di Dio, ma poi non la usiamo, o meglio ancora neanche la sappiamo usare. La parola di Dio qua ci dice: egli ammaestra le mie mani. Quindi è lo Spirito Santo che ci deve ammaestrare. È lo Spirito Santo, Dio dentro di noi, che ci ammaestra ad usare quell'arco. Ricordatevi che noi non dobbiamo combattere le persone, noi dobbiamo combattere il nemico, lo spirito malvagio di questo mondo, i suoi angeli. Noi dobbiamo vincere i diavoli, non dobbiamo vincere le persone dobbiamo vincere per portarle in paradiso. Amen? Amen? Quindi, come si fa l'addestramento? Si prende l'arco. Ci vuole qualcuno che ci insegna come si fa, in questo caso è Dio. E poi dice ancora, egli ammaestra le mie mani alla battaglia, con le mie braccia posso tendere l'arco. Quando dice con le mie braccia significa, intende la preghiera, cioè Dio mi insegna e io metto insieme all'insegnamento di Dio la preghiera. In questo modo la cooperazione con Dio ci dà la possibilità di tendere l'arco, ci dà la possibilità di usare il nostro dono. Ci dà la possibilità di usare il dono dello Spirito Santo che è dentro di noi. Amen? Amen. Quindi c'è una collaborazione da parte di Dio che ci insegna ad usare l'arco, ma le nostre braccia si devono piegare alla presenza di Dio nella preghiera. L'arco di rame non è un arco di legno, l'arco di rame è molto più prezioso di un arco di legno, perché l'arco di rame, per essere teso, ha bisogno di più forza, però quando si scaglia la freccia con l'arco di rame, il bersaglio viene colpito più facilmente, si può arrivare più lontano con la freccia e l'effetto della freccia ha più forza, ha più valore. Amen? Poi, l'arco e la freccia abbiamo detto che vengono da Dio, quindi farsi ammaestrare da Dio è significa anche farci trasformare dalla sua parola, nel senso che io devo permettere a Dio di ammaestrarmi. Amen? Ci siete? Che cosa significa? Che certe volte noi, sì, Dio ci insegna come si tende l'arco e noi possiamo sbagliare, non è una cosa fuori dal mondo.
L'opzione sbaglio è contemplata. Possiamo sbagliare, soprattutto all'inizio. Ricordo una volta che sentivo la testimonianza di un infermiere che era in servizio su un'ambulanza. E quando ha conosciuto il Signore, questo fratello ha iniziato a pregare per le persone che erano sull'ambulanza con lui, che portava lui all'ospedale. E lui pregava per le persone, ha pregato per la prima persona, per la seconda persona, per la terza persona, per la 10ª persona, non succedeva niente. Come le portava da dove le aveva preso, le portava all'ospedale, la situazione era sempre la stessa. Ha pregato per tutte le persone che gli venivano sull'ambulanza. Pensate, già dico, in un giorno 10 persone trasportate su un'ambulanza sono tante. 10 si possono trasportare, se no, in 2 giorni, 3 giorni. Quindi ha pregato diversi giorni. E se io vi dicessi che questa persona ha pregato per 100 persone senza avere risultati, significa un mese di preghiera. Un mese di preghiera falliti. Non ha ottenuto niente, perlomeno apparentemente non ha ottenuto niente. Ma in realtà questa persona ha pregato per 400 persone senza ottenere niente. E lui ha continuato a tendere l'arco, ha continuato a tirare la freccia, anche se non colpiva il bersaglio, ma ha continuato. Alla 401esima persona ha iniziato a vedere miracoli. Le persone si svegliavano se erano in coma, veniva sistemata la gamba se ce l'avevano rotta, ha iniziato a vedere miracoli, non sempre, ma ha iniziato a vedere miracoli. Quindi ogni tanto il bersaglio arrivava dove che doveva arrivare. E col tempo lui ha imparato a tendere l'arco, col tempo lui ha imparato a scoccare la freccia nella maniera giusta, e col tempo lui ha migliorato sempre di più, fino a quando per la stragrande maggioranza delle persone su cui lui pregava, queste guarivano. Magari alcune non guarivano subito, guarivano in un secondo momento, perché sapete voi che ci possono essere guarigioni anche che avvengono più lentamente. Ma intanto lui era una potenza. Era diventato una potenza. E contemplate il fallimento, non è una cosa fuori dal mondo. Ma se non ci muoviamo non contempleremo neanche i successi. Amen. 1 Corinzi 14, l'ultimo versetto leggiamo, versetto 26. Che conviene fare dunque, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Amen. Una cosa importante di cui già abbiamo discusso è stare all'interno della Chiesa, perché la Chiesa è garanzia come si dice, di limitazioni degli errori. Ecco, la Chiesa ti permette di fare meno errori possibili e di giungere ad un livello più alto nella maniera più veloce. Come si fa? Si faccia ogni cosa per l'edificazione. Significa che tra di noi non ci possono essere rivelazioni segrete. Non ci possono essere sogni che io tengo per me perché è una rivelazione segreta. O il Signore mi ha parlato perché io devo fare un'opera grande però me la tengo per me. Quelle non sono rivelazioni. Perché non sono per l'edificazione comune. Ci siete? Quando noi abbiamo una rivelazione, quella rivelazione va condivisa, perché quella rivelazione può essere di edificazione non soltanto per la tua vita, ma per la vita degli altri. L'edificazione che cos'è? È un modo in cui Dio ci insegna a tendere l'arco. Cioè, se io ho una rivelazione la devo condividere con voi, perché se viene da Dio la mia rivelazione vi aiuta a tendere l'arco, a diventare forti, vi aiuta ad aprire la mente, ad aprire il cuore al Signore. Ma se io la tengo per me, che edificazione è? Amen. Quindi ognuno di noi quando ha, guardate che cosa dice, un salmo, nel senso che una consolazione, un salmo è una consolazione, un canto, poi dice un insegnamento, una parola in lingue,
una rivelazione, un'interpretazione. Noi abbiamo il dovere di dare la freccia al fratello e di insegnare al fratello a tendere l'arco. Noi abbiamo il dovere di prendere quella cosa che il Signore ci ha dato e condividerla con gli altri. Ma sempre per lo stesso motivo, perché la Chiesa è garanzia di basso grado di errori. E più siamo a dare rivelazione, a dare consolazione, a dare edificazione alla Chiesa, più la Chiesa viene fortificata, più la Chiesa ha la capacità di diventare un esercito. Cioè, se c'è uno solo che tende l'arco e tira la freccia, è un discorso. Ma se sono due, è un altro discorso. Ma se sono 100, il discorso cambia. Amen. Il risveglio non può venire solo da uno. Ecco perché ognuno di noi deve imparare a condividere spiritualmente, deve imparare a condividere per l'edificazione. Edificare significa anche certe volte buttare giù un muro, no? Abbiamo esperienza qua dentro che per costruire case nuove, dove ci sono case vecchie, o le case vecchie si restaurano o si buttano giù. E certe volte può essere faticoso, doloroso, perché magari la fondamenta è buona, ma l'edificio poi è stato costruito male, o ha pietre vecchie, cioè pensieri vecchi, motivazioni vecchie, e quindi è necessario togliere quello che è vecchio per mettere cose nuove. E certe volte lo Spirito Santo nella nostra vita fa queste cose e si serve anche dei fratelli, perché l'edificazione non è solo che bello, che brava, che buono, che buono. Certe volte l'edificazione è dire anche no, è sbagliata sta cosa. Amen. Ma perché dobbiamo diventare bravi a tendere quell'arco che il Signore ci ha dato, dobbiamo essere bravi ad usare il dono che Dio ci ha dato, dobbiamo essere bravi a dare fuoco a quella fiammella che è dentro di noi. Non potete aspettare che uno solo si incendi perché deve incendiare tutta la Chiesa, perché uno solo si può incendiare e tutti gli altri restare fermi. Cioè, nonostante in un posto dove c'erano 13 persone, uno solo era infiammato, 11 erano affascinati dalle parole di questo tizio, e uno, nonostante l'abbia frequentato fino alla fine dei suoi giorni, non ha capito un tubo. Stiamo parlando di Gesù, gli apostoli e Giuda. Ok? Giuda non aveva lo Spirito Santo dentro di lui, semplicemente non l'ha accettato. Eppure vi dico una cosa, quando Gesù ha mandato gli apostoli a 2 a guarire le persone, Giuda era con loro. Quindi lo Spirito Santo su di lui c'era, ma non era dentro di lui. Ha operato con potenza, ha fatto miracoli insieme agli apostoli. Eppure poi alla fine si è rivelato traditore, ha tradito Gesù. Quindi noi possiamo stare a contatto con Gesù, ma se Gesù non è dentro di noi non facciamo niente. Gesù non è solo qualcosa che dobbiamo guardare, è qualcosa che dobbiamo vivere. Lo Spirito Santo non è qualcosa che dobbiamo... L'altro giorno parlavo con Maria Antonietta che l'ultimo che arriva è sempre ONU. Indovinate chi è? No, non è Franco. È lo Spirito Santo, perché c'è Madere vieni. Può essere mai? È Dio l'ultimo che viene? No, certo non è. Ho fatto una battuta quel giorno, ma in realtà sembra che noi dobbiamo insistere. Ma Signore, ma non ne sei? Non ti vediamo, vieni. Ed è sempre l'ultimo che arriva. Vabbè, non è così. Lo Spirito Santo è presente già fin da prima che noi arriviamo, meno male, gloria a Dio. Ieri abbiamo detto che Dio è in ogni luogo, no? Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Questo ogni luogo comprende anche l'inferno, per quanto possa sembrare strano. Dio sa che cosa succede là, lo sa. Gesù che cosa ci ha detto? Dove c'è pianto e stridor di denti. E Gesù come fa a saperlo? Lo sa perché l'ho visto. Ci siete? Quindi Dio sa, è in ogni luogo. Naturalmente in questo luogo è più presente rispetto all'inferno. Ci mancasse, se Dio fosse presente come è presente qui, l'inferno non sarebbe più inferno, sarebbe qualcos'altro. Come la presenza di Dio nei cieli è diversa da come è qui, se no
Se Dio fosse qua, noi saremmo in paradiso. Ok? Ma noi dobbiamo dare la possibilità a Dio di essere in un altro luogo, con un'altra forma di presenza, che è il nostro cuore. Noi abbiamo la capacità di trasformare, diciamo così, la fiamma che è dentro di noi, o in una fiammella piccola, o in un fuoco, o in qualcosa che ci dà luce solamente, o in qualcosa che oltre a darci luce ci dà anche calore. Noi abbiamo quest'arco, portiamo quest'arco sulle spalle ed è una cosa magnifica, meravigliosa. Le persone magari possono vedere che veramente noi abbiamo questa specialità e basta. Ma se noi non usiamo l'arco per distruggere le potenze del nemico, noi non facciamo niente. Se noi non usiamo il dono dello Spirito Santo che è in noi, non succede niente. E ve l'ho detto tante volte, certe volte usare l'arco non è che ci voglia chissà che cosa. È sufficiente prendere anche le mani delle persone e pregare per le persone. Una preghiera di 20 parole può trasformare il cuore di una persona e lo può salvare. Amen. Una preghiera, Signore ti prego benedici questa persona, può essere qualcosa che stravolge la vita delle persone. Una volta a me un tizio mi disse che mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei vino buono, anche se l'etichetta può essere sbagliata, ma il vino buono resta vino buono. Quella frase io non l'ho dimenticata più, perché è stata importante nella mia vita, perché ho capito che Gesù non guarda a quello che sono, all'etichetta che ognuno di noi ha, perché altri mettono l'etichetta. L'etichetta a Dio non ci interessa. Dio guarda il vino che è in noi, cioè quello che siamo dentro, se lo cerchiamo con tutto il cuore, se siamo innamorati di Lui, se veramente il nostro cuore è predisposto per Lui. Amen. Alla fine dei tempi, quando Gesù prenderà me e dice: vabbè, l'etichetta non è granché, però assaggiamolo, vediamo. E poi dirà: buono questo vino, vabbè, l'etichetta è sbagliata. Amen. Quindi apriamo il nostro cuore a Dio e facciamo trasformare il nostro cuore, facciamo diventare un fuoco. Impariamo ad usare l'arco. Dì alla persona accanto a te: impara ad usare l'arco. Impara ad usare il tuo dono. Amen. Ci alziamo e preghiamo per questa parola che oggi il Signore ci ha dato. Signore, noi ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo. Signore, noi ancora vogliamo venire alla tua presenza, venire, Signore, davanti a te. Anzi, Signore, oggi ti chiediamo una cosa diversa. Vieni tu, Signore, col tuo trono su di noi. Vieni tu col tuo trono in mezzo a noi, Signore. Vieni tu con la tua potenza dentro di noi, nel nostro cuore, Signore. Noi abbiamo bisogno che questa fiammella, Signore, si trasformi e diventi un fuoco dentro di noi. Noi abbiamo bisogno, Signore, che il risveglio che noi aneliamo e attendiamo che avvenga in mezzo a noi sia un risveglio che parta da noi, Signore. Che sia una fiamma che parta da noi. Non permettere, Signore, come stava pericolosamente facendo Tito, Signore, Timoteo. Non permettere, Signore, che ci scordiamo del dono che abbiamo ricevuto, ci scordiamo dell'arco che tu ci hai dato. Signore, non permettere che noi dimentichiamo che ci hai fatto qualcosa di speciale, hai fatto qualcosa di speciale dentro di noi. Non permettere, Signore, che il nostro cuore diventi, Signore, un cuore arido. Non più di pietra, di carne sì, ma arido, senza fiamma, senza fuoco, senza calore, senza luce. Signore, non permettere che le circostanze attorno a noi ci demoralizzino. Non permettere, Signore, che il parlare degli altri freni il nostro andare avanti. Non permettere, Signore, che le chiacchiere della gente fermino il nostro andare avanti. Signore, non permettere, Signore, che quello che gli altri vedono di noi freni quello che noi siamo per Cristo. Amen. Sì, Signore, nel nome La nostra di Gesù. identità, Signore, deve essere rivolta a te e noi dobbiamo lavorare per te, Signore, Amen. perché alla fine dei tempi non saremo più giudicati dalle persone, ma saremo giudicati da te per quello che siamo stati, per quello che abbiamo fatto. E alla fine dei tempi, Signore, non ci sarà più il mondo a dirci quello che siamo, quello che non siamo, ci sarai tu. Noi, Signore, vogliamo essere a tua immagine. Così quando, Signore, un giorno tu ci vedrai, tu potrai guardarti allo specchio e vedere noi, Signore.
Vogliamo essere come te, Signore. Amen. Vogliamo agire come te, vogliamo parlare come te, vogliamo pensare come te. Vogliamo, Signore, avere gli occhi aperti. Vogliamo essere spiritualmente svegli, attivi, Signore. Vogliamo essere una fiamma forte, grande, Amen. Sì, Signore. Signore, rendici Che produca calore non soltanto per noi, ma produca calore, Signore, anche per le persone attorno a noi. Nel nome di Gesù, Signore nel nome eterno. tuo, Gesù. Gesù. Vieni, Spirito Santo. Insegnaci, Signore, a tendere l'arco di rame. Insegnaci, Signore, a prenderlo in mano. Insegnaci, Signore. Fortifica le nostre braccia. Fortificaci, Signore. Insegnaci. Anche se sbagliamo, Signore, non vogliamo fermarci. Vogliamo abbassare la testa e dire ho sbagliato, ma vogliamo ancora prendere quell'arco in mano, tendere l'arco, Signore, e ancora tirare la freccia fino a quando non impareremo, Signore, a colpire il bersaglio, sempre, nel nome di Gesù. Tu questo desideri per noi, che noi passiamo da un livello ad un altro, ma, Signore, verso il cielo, non verso la terra, non verso gli inferi, Signore. Tu vuoi che saliamo le scale ogni giorno per raggiungere la tua gloria e fare nostra la tua gloria. Vieni, Signore, tocca il nostro cuore. Nel nome di Gesù tocca il nostro cuore, Signore. Tocca il nostro cuore, Signore, nel nome di Gesù. Oh Spirito Santo, muoviti. Muoviti, Signore, tocca il nostro cuore, Signore. Abbiamo bisogno che tu, Signore, spezzi i pensieri malvagi che il nemico ci mette nella mente, i pensieri sbagliati che noi produciamo dentro di noi, i pensieri negativi, Signore, che noi abbiamo nei nostri confronti. Signore, noi abbiamo la necessità di iniziare a pensare, Signore, diversamente di noi, ma non secondo il mondo, quanto sono bello, quanto sono bravo, ma secondo lo Spirito, quanto sono bello in te, Signore, quanto sono bravo in te, Signore, quello che tu hai fatto nella mia vita. Abbiamo bisogno, Signore, che tu compia ancora un'opera potente nella vita delle persone, nella nostra vita, nel nome di Gesù. Agisci, Signore. Nel nome di Gesù agisci, Signore. Intervieni con forza e con potenza. Alleluia, Misericordioso sì, Dio, intervieni. Intervieni, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni. Nel nome tuo, Gesù, Signore, muoverci secondo la tua unzione, Signore. Vieni, Signore eterno, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Gloria a te, Signore.